No, questa non me la seconda, mamma che male. Chi è che mi ha aiutato la bambina con Una professoressa seduta alla cattedra, intenta a fare lezione tra il chiacchiericcio degli studenti. All'improvviso un pallino di gomma, sparato da una pistola, la colpisce alla testa. Un alunno riprende con il telefonino, l'insegnante si lamenta per il colpo subito, la classe ride. Succede a Rovigo, all'istituto Viola Marchesini. Le immagini hanno fatto il giro della rete e stanno facendo discutere. Non un episodio isolato, né l'unico di questo tenore. Complice anche la tecnologia, scene irrispettose in classe periodicamente salgono agli onori delle cronache, casi che però vanno analizzati più in profondità. Non bisogna mai guardare la punta dell'iceberg, ma cercare di approfondire e comprendere qual è il problema alla base, perché da un singolo episodio non possiamo sapere da che cosa è mosso in quel contesto, se dal bisogno di essere visto dagli altri compagni. Non per nulla questi episodi poi vengono registrati, vengono diffusi in rete, quindi è un modo per essere visibile. C'è un detto famoso che dice ostenta chi non ha, cioè chi non ha autostima, chi non si sente veramente a suo agio in un contesto, magari ostenta una sicurezza che non ha. Ma quali sono le radici di fatti come quelli successi al Viola Marchesini? Sarebbe riduttivo dare la colpa solo ai giovani e ai loro atteggiamenti di ribellione. Ma direi che sta succedendo qualcosa nella società tutta, perché comunque non è solo nella scuola, ma in ogni contesto, anche quello degli adulti. Vediamo sui social quando si relazionano anche alle autorità politiche, quanto ci sia l'abitudine di chiamarle per nome, di avere degli atteggiamenti molto colloquiali. I ragazzi non fanno altro che mettere in pratica ciò che vedono nell'insegnamento degli adulti. Comportamenti che la pandemia ha acuito, certo, se non altro però i mesi vissuti tra lockdown, restrizioni e limitazioni hanno permesso ai ragazzi di fare i conti più chiaramente con le loro fragilità. Da un certo punto di vista il Covid ha anche avuto il vantaggio di sdoganare la possibilità di poter dire che c'è qualcosa che non va, perché non è che prima i ragazzi stavano bene, comunque l'adolescenza è un periodo difficile in cui va aiutata la crescita. Magari prima era più difficile poter ammettere che c'era un disagio, mentre adesso i ragazzi sono più consapevoli e molto spesso lo dichiarano. Una soluzione allora può essere quella di fare quadrato attorno ai ragazzi, genitori, insegnanti, professionisti, perché solo la collaborazione e il dialogo permettono di costruire un canale di comunicazione con i giovani. Sicuramente i professionisti si devono amalgamare con il contesto scuola, con la rete scolastica, quindi con gli insegnanti, con i genitori, con gli studenti stessi. Vanno pensati dei progetti a lungo termine, prima di tutto di prevenzione, di educazione e di ascolto. Per questo sarebbe necessario che la figura dello psicologo fosse strutturata dentro il percorso scolastico per poter aiutare tutti gli attori della scuola, quindi dagli studenti agli insegnanti. Chi è che mi ha aiutato la bambina con